Questo video è un esperimento. La copertina è il mio blank template. Poi, sapete, insomma, deve fare il video, fa anche la copertina. Io per fare le copertine ho questo template pronto e poi ci aggiungo le immagini, ci cambio il titolo, ho tutte le cose pronte così per fare più veloce. Oggi io posto un video con una copertina vuota, senza titolo, senza descrizione anche, o lascio la descrizione, quella là blank, cioè quella là, diciamo, predefinita, ecco, non mi veniva il termine. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Le altre squadre si stanno muovendo, anche... Non dico che tutte le cose vanno a buon fine, ma si stanno muovendo. È cambiato il tempo in cui tu le notizie non le vieni a sapere, si muovono sotto traccia, no, non è così. Ci sono novità, cioè oggi ci sono cose da dire, è uscita i tempi di recupero di Marianucci, io li so. Ci sono altre cose che so, che non si possono dire assolutamente. Se ne parla a metà novembre, se ne parla a dicembre, probabilmente. Che Ceballos vada al Celta Vigo, a me frega poco. Non me ne frega niente. Ho letto che Juan Jesus è stato approcciato dall'Udinese. Non si può cominciare il campionato solamente con Rrahmani. Non si può. Tu dici, vabbè, ma tu aspetti, perché non aspetti? Che fretta c'hai? C'ho fretta che poi quelli che entrano dopo in ritardo, lo sappiamo benissimo, serve il tempo, perché se tu stai prendendo Bremer, non c'è problema, se conosce il campionato italiano, conosce gli attaccanti italiani, si inserisce, gioca così. Ma se devi prendere un giocatore che non conosce il campionato, non conosce l'ambiente, non conosce i portieri, perché se tu ti giri e Meret te la dà col sinistro in un certo modo, è diverso rispetto a come te la dà Savic col destro in un altro modo, e devi metterti al passo con i compagni, con gli schemi difficilissimi. Quindi questo non è uno sfogo, perché dovrei fare... Sono preoccupato, non sono arrabbiato, sono preoccupato, sono preoccupatissimo. Fare brutte figure è triste nell'anno del centenario, dove tu ti allarghi e dici, Champions, dobbiamo puntare alla Champions. Smettiamola. È un'annata complicata, complicatissima. Il Como ha ufficializzato Chalobah, titolare del Chelsea, ok? E il Como è una nuova realtà. Noi siamo abituati che ci stanno quelle tre, che per diritto di nascita, per potere, per dove si trovano a livello proprio geografico, per tutta una serie di cose, quelle là devi stare sempre attento che in qualche modo ti possono arrivare avanti. Poi ci sono le cose imponderabili, ci sono le annate storte, come capita l'annata storta alla Fiorentina, capita l'annata storta alla Lazio, può capitare l'annata storta al Milan, è capitato l'anno scorso, è capitata l'annata storta alla Juventus, da un po' di anni si salvano in calcio d'angolo andando sempre in Champions, e questa volta invece benissimo. Concettualmente io parto con l'idea che anche se loro partono dietro rispetto a noi, è difficile che steccano 2 anni consecutivi e mollano quelle che sono le loro posizioni. Mi arrivano messaggi, ma lasciamo perdere. Perché i messaggi... Lasciamo perdere!
L'Inter ha affrontato la Juve, le amichevoli ha affrontato la Juve, ha affrontato il Milan. Serve poco per confermarsi dove stanno. Hanno l'allenatore nuovo che hanno eletto come il nuovo che avanza, l'hanno reso credibile e lo è. I giocatori sono quelli che sono e fanno la differenza, perché se tu giochi al fantacalcio, fantalab.it/fluido, codice sconto fluido, è una marchetta, diventa una marchetta questo video, perché io dovrei mettermi a fare solamente i video su calcio fluido dove parlo delle altre squadre con grande entusiasmo, i giocatori che mi prenderò al fantacalcio, puntate sulle scommessine, dovrei fare così. E invece vi vengo a dire come confidenza personale che oggi è il mio giorno libero, ho fatto serate una dietro all'altra. Oggi lunedì mia moglie mi ha proprio detto ti devi riposare perché sennò vai in burnout, e se vai in burnout è peggio, perché poi tu lo so che sei un alcoholic no, che sei un workaholic, che non mi fermo mai, devo fare un video, 2 video al giorno, poi la sera devo andare a suonare, torno, devo andare a fare la non mi fermo mai. Oggi mi dovevo fermare e sono stato, da quando mi sono svegliato verso le 7 del mattino, a scrollare, il che non va bene per noi. Non siamo costruiti mentalmente per reggere lo scrollo continuo. Lo scrollo continuo è nella speranza di trovare una notizia, un nome, una possibilità, un momento di entusiasmo, un momento che ti riporta la speranza di accendere una stagione che deve essere positiva. Voglio che sia positiva. Altrimenti, se tu prendi i microfoni e dichiari con grande tranquillità, sentite, noi abbiamo un grosso problema. Il nostro fatturato è basso rispetto a molte altre squadre. Anche altre squadre col fatturato basso, perché il Como ha il fatturato bassissimo, ma non se ne fregano. Pagano multe, fanno ricapitalizzazioni, sono i più ricchi proprio di Europa, e se devono fare mercato, lo fanno. Nico Paz, lo compro. Cialobà, lo compro. Comprano anche giocatori giovani, semi sconosciuti, che però quando vanno al Como la sensazione è che diventano fortissimi perché hanno un allenatore di conseguenza. Se il Como si inserisce subito dopo quelle 3, il Milan non so che vibe mi dà. Hanno speso, hanno fatto i gradassi all'inizio, Ghila 30, non parlare col Napoli, 30 te lo do subito, in scadenza non fa niente, 30. E serve un attaccante, vabbè, teniamo il rapporto con Mendes, poi lui ci piazzerà Leao, cominciamolo a prendere. Non lo so però che tipo di vibe mi dà, perché Amorim è un allenatore che può anche non prendersi con il campionato italiano. E la speranza da tifoso del Napoli è che non vada bene, perché se invece gli dai fiducia e lo confermi all'interno di sempre un discorso di credibilità, potrebbe anche far bene. Sto scivolando sempre di più, perché la Juventus, che pure è una squadra in grandi difficoltà, questo è un video senza filtri, senza pause, senza editing, è quello che mi sento, non mi interessa, io vado più in difficoltà, io non li leggo i commenti quando faccio il video dove sono preoccupato, perché ho paura, mi fanno male poi quei commenti degli haters che mi dicono stai zitto, sei l'anti-Napoli, sei così. Io sono solo preoccupato, io voglio vedere il Napoli andare bene, non ce la faccio a dire che va tutto bene, che dobbiamo essere fiduciosi, non c'è niente di cui essere fiduciosi. Poi valuto quello che è il campionato mentre si fa, e se sono contento, sono il primo a dire prendetemi in giro, ho sbagliato tutto, è andato tutto bene. Ma ammazza però, non perché hai programmato una cosa, l'hai fatta e poi è andata bene. Ammazzo, può andare tutto bene, senza alcun problema, e staremo lì ad esultare perché nessuno se lo può togliere. La Juventus sembra anche lei in grossa difficoltà, però hanno un allenatore credibile, hanno preso un colpo che è giovane, che affiancano ad uno di quelli giovani, perché prendi Alibegovic e lo affianchi a Ildiz, mi sa di prospettiva futura. Colomouani può funzionare o no, però hanno fatto il colpo pesante. La Roma
La Roma, preso Castro, vabbè, il difensore che hanno preso, vabbè, Molina, stanno spendendo in maniera più oculata, perché anche loro hanno dei paletti, però adesso si parla di Mora o si parla di altri giocatori per fare il colpo pesante in quella zona dove sono venuti a mancare, e cioè l'esterno a sinistra, il sottopunta a sinistra. Non voglio considerare le altre squadre, voglio pensare che la Lazio starà sempre in difficoltà, voglio pensare che la Fiorentina, nonostante un mercato da centenario, perché la Fiorentina è anche lei al centenario, sta facendo un mercato da centenario che doveva fare perché erano andati quasi a rischiare la Serie B l'anno scorso. Voglio pensare che avranno bisogno di tempo, con Grosso, allenatore nuovo, emergente, steccheranno delle partite, magari con presunzione, si sentiranno troppo belli. Speranza è che non si inseriscano così. Però sono parecchie le squadre che hanno la pretesa, l'ambizione, la voglia e la possibilità poi di arrivarti davanti. Tu devi prendere il microfono e devi dire: è un anno di transizione. Signori tifosi, signori clienti, noi ci rendiamo conto che è difficile accettare un anno senza mercato. Abbiamo fatto una cessione, però nemmeno un Favasuli che non ti occupa posto in lista e che non scalda nessuno, però tu dici: vabbè, abbiamo tolto un esterno, abbiamo preso 30 milioni, mettiamo un giovane perché stiamo guardando al futuro, nemmeno quello. E allora ci rendiamo conto che è un problema di fatturato è piccolo, il costo della rosa, al di là di quelle che sono le liste di cui io vi parlo sempre, tu puoi pure deciderli di lasciarli tutti fuori lista, che te ne frega, non ti interessa di mantenere tutto un discorso con i giocatori e con i procuratori, li mandi a fare in culo. Non lo puoi fare evidentemente, perché se fai i calcoli evidentemente con tutti gli ingaggi non ti trovi e dovresti poi pagare, se devi mantenerli in rosa e il costo li devi pagare, eventualmente altre multe eccetera eccetera. Allora non si muove una foglia finché non si piazzano. Ma dove stanno? Dove stanno le squadre che vogliono Caiuste? Lindstrom è tornato a casa, dove sta? Lindstrom, Gong, si è parlato del Parma per Gong, speriamo che il Torino sia in last minute interessato a Foloruncio, speriamo che il Fenerbahce da 4 milioni passa a 6 milioni e a Napoli gli sta bene. Zeballos è andato a Sertavigo e sti cazzi, serve un difensore, perché Marianucci sarà fuori per tanto tempo e stiamo a disperarci perché Marianucci sta fuori da tanto tempo. È un parere mio personale che Marianucci ha più potenzialità di Rafa Marin. Rafa Marin, ve lo dico a cuore aperto, a me non ha impressionato in tutte le volte in cui l'ho visto giocare con la nostra maglia. Non mi piace. Si può dire, si può avere, no? Un'idea, un'opinione. Non mi piace. Poi gioca benissimo, segna, Mark diventa Kim, evviva, ho sbagliato io. Non mi piace. Uno può avere un'idea. Marianucci, il modo in cui si muove, il modo in cui tocca il pallone, anche lui può essere uccellato da un bravo dribblatore, se lo fai, oppure perdi un attimo la concentrazione, non salti di testa. Per tutti i giocatori del mondo si possono fare i reel di cose positive e di cose negative. Marianucci in prospettiva mi sembra un pochino più possibilità di crescita, mi è sembrato così. Ed io, nel momento in cui non hai Beuca, ma nel momento in cui non hai Buongiorno, vicino ad Arrachmani, immagino più un Marianucci che un Rafa Marin. Quindi sono io che dico: hai perso quello che doveva essere titolare. Ad oggi Rachmani, Rafa Marin. Se vuoi giocare a 4, se vuoi giocare a 3, Di Lorenzo, Rachmani, Olivera. Io Olivera centrale, come gioca nella sua nazionale, non mi piace. Invece Olivera a braccetto, secondo me, può fare buone partite. Di Lorenzo, Rachmani, Olivera. A sinistra, visto che Olivera lo devi utilizzare braccetto e ti rimane in panchina solamente Rafa Marin per far rifiatare, se succede un fatto, uno dei due centrali, ti è rimasto solo Spinazzola. E Spinazzola
A quel punto, se le partite vanno in un certo modo, speriamo che Spinazzola stia benissimo, là ci finirai a mettere i vari Allison, i vari Lang, perché mica Gozze ha detto sì, ci sono delle trattative col Paris Saint-Germain, però io adesso sto qua e faccio il mio dovere con l'Ajax. Può essere anche, perché il Paris Saint-Germain sta comprando moltissimo, può essere anche che non affondino e che quindi l'Ajax non sia più interessata a Lang. Che si fa? Non lo so. Da New York Valero Fluido è tutto, è diventato di 17 minuti sto video, mi dispiace. Chi se l'è visto tutto è il mio eroe, perché è un video che non significa niente, è semplicemente una confidenza che non vuole essere uno sfogo. Sono un po' triste e non riesco a starmi zitto. Questo è. Domani si sblocca il mercato e faremo di nuovo i video belli, entusiasti e con grande energia. Oggi sono un po' svuotato.